Io penso che, vista la situazione ambientale e atmosferica che vediamo tutti i giorni, dovrebbe partire da una salvaguardia del territorio. Investire di più nel miglioramento del territorio, renderlo più capace di affrontare gli eventi atmosferici. È un lavoro che deve essere fatto nel lungo periodo. E poi, la scuola. Ehm, C'è bisogno secondo me anche di più scuole, professionali. Le partenze sono tante da rivedere, quello che è anche la sicurezza nelle città, con tutta questa, diciamo, anche piccola criminalità, piccola e grande. Poi quello che sono gli spazi, migliorare gli spazi verdi per le famiglie, per i bambini, per poter stare fuori anche all'aperto, poter comunicare di più. E anche le strutture, diciamo, a livello commerciale, di dare spazio maggiore a quello che sono le situazioni, diciamo, dei negozi, lavorare sul caro affitti. Diciamo che questo è per me e anche quello che è il discorso sanità, sempre da migliorare e da avvicinarsi di più anche alle persone anziane che hanno tanto bisogno. La cosa più importante per me è la sanità, perché ce n'è tanto bisogno per tutti. Il problema che abbiamo in Italia, sicurezza. Credo che in questo momento ci sia una grande necessità di investire dei soldi in tema sanitario perché è evidente che per prenotare qualsiasi visita fuori dal privato sia necessario attendere dei mesi. Sanità, ordine pubblico, la sicurezza naturalmente, tutto, la scuola, Un po' di un po' di tutto, insomma, bisogna mettere in ordine, qua ci vuole veramente qualcosa di forte. Beh, innanzitutto il mondo scuola, l'educazione civica per i ragazzi fatta veramente ad hoc, per educare i ragazzi ad essere degli adulti maturi e consapevoli.